Tanti spettacoli, 4 spettacoli importanti, più uno spettacolo visita guidata all'interno del teatro, più i laboratori che abbiamo fatto con la cittadinanza, che hanno prodotto degli spettacoli di drammaturgia, di performance nello spazio pubblico, di cos'altro. Di coinvolgimento anche della cittadinanza per la creazione di uno spettacolo ad hoc, quindi spettacoli scelti da noi in quanto direttori e direttrici artistiche, ma anche processi creativi, quindi laboratori aperti alla cittadinanza per coinvolgere tutta la città a venire non solo a vedere il teatro ma anche a farlo, più anche feste e appuntamenti in centro a Treviso per non solo vedere e fare il teatro ma anche parlare di teatro. Un festival che per 2 settimane riporta il teatro al centro delle attività cittadine. Una Treviso sempre più culturale. Un bellissimo evento, bellissimo anche il nome, Gioiosa Amorosa, perché richiama molto la nostra Treviso, fatto da dei ragazzi che lavorano in giro per l'Italia e che riportano qua ciò che fanno e ciò che imparano in giro per l'Italia, come detto. E quindi per noi è sicuramente una grande soddisfazione vedere cosa ci sarà diffuso nel territorio, anche in diversi locali del centro, e questo ci rende molto felici. Un teatro giovane che abbraccia diversi linguaggi. Il festival di Gioiosa Amorosa apre di fatto le porte del teatro, anzi porta il teatro fuori, quindi in città, in altri posti. Ci crediamo fortemente in questo progetto, tant'è vero che abbiamo aumentato anche la nostra partecipazione nelle produzioni, cioè coproduciamo insieme agli organizzatori del festival.